Appartamento ristrutturato con 2 camere da letto, garage e piccolo orto a soli 10 minuti da Pieve di Sacco e comodissimo alla Stradella. Ci troviamo a Liettoli, frazione del comune di Campolongo Maggiore, e oggi vi proponiamo in vendita uno splendido trilocale ristrutturato circa 3 anni fa, posto al piano primo di una piccola palazzina di sole 6 unità abitative costruita negli anni 70. Cancelletto pedonale. Di là invece c'è il cancello carraio motorizzato, quindi si entra con il telecomando. Allora abbiamo un ingressetto qui, un bel giardino condominiale ovviamente, e qua ampio portico, sempre condominiale anche questo. Prima di entrare nel vano scale, che si accede da qui, andiamo a farci un giro della palazzina, così vi faccio vedere già subito dove si trova il garage e anche il piccolo orto. In pratica, nella parte retrostante della palazzina c'era un altro po' di verde, sempre condominiale, hanno deciso di dividerlo, insomma, quindi ognuno si tiene un piccolo pezzettino di orto. Il garage nostro è l'ultimo in fondo a sinistra, è un garage singolo per una macchina, e qua ci sono dei posti auto, tra l'altro insomma hanno fatto anche la copertura, visto le grandinate che ci sono adesso non fa mai male. Questo è il posto auto, diciamo loro, e poi possono parcheggiare ulteriori macchine perché qui in fondo non parcheggia nessun altro. Mentre l'orto, diciamo non di proprietà ma ad uso esclusivo, sarebbe questo, e ovviamente rimane tutto così come lo vedete, si accede con il suo cancelletto pedonale. L'appartamento non guarda la strada ma guarda la parte retrostante ed è esattamente questo. Quindi piano primo, questo è il terrazzo della zona giorno con la sua porta finestra e 2 finestre, poi c'è le 2 finestre della camera media e dall'altra parte invece abbiamo camera matrimoniale e bagno. Andiamo dentro, piano primo. Le spese condominiali sono molto contenute, si spende all'incirca 25 euro ogni 2 mesi. Ovviamente essendo in 6 non c'è nemmeno l'obbligo di avere l'amministratore, per cui abbiamo spese contenute. E siamo arrivati. Prego. Allora, l'appartamento è disposto su un unico livello, vi faccio subito vedere come hanno rifinito l'ingresso. Abbiamo l'aria condizionata installata lì sopra, c'è un unico split però comunque bello potente, per cui riesce a fare tutto l'appartamento tranquillamente, ed è stato installato nel 2024 e funziona anche in pompa di calore. Qui invece abbiamo la nostra zona giorno, soggiorno con angolo cottura, tutto insieme. Allora, premessa: divano va via, rimane invece il mobiletto lì, va via anche tavolo e sedie, rimane invece la cucina perché è proprio fatta su misura per l'ambiente. Tutti gli arredi che rimangono sono stati acquistati nel 2023, quando hanno fatto anche i lavori di ristrutturazione, per cui qui avete frigo, forno, lavandino, e la lavastoviglie in teoria sì, è questa. Allora, poi sono stati cambiati i serramenti, questa è una porta finestra, poi di là avremo 2 finestre, comunque con PVC vetrocamera, per dentro sono bianchi, mentre per fuori, vi faccio vedere subito, invece abbiamo serramento marrone che riprende un po' quella che era l'estetica della palazzina. Dentro all'armadio che c'è qui, invece c'è una caldaia a condensazione del 2023. Ci sono anche le zanzariere installate che rimangono installate. Non hanno cambiato invece la pavimentazione del salotto corridoio, perché comunque è in marmo, per cui insomma gli dispiaceva buttarlo via visto che è tenuto molto bene. Corridoio molto lungo con un armadio su misura che anche questo rimane, e loro qui dentro ci hanno messo l'asciugatrice, un po' di mobili per asciugamani e quant'altro. Ci sono 2 camere da letto, come dicevamo, di cui una di medie dimensioni. Come vedete ci sta un letto, una piazza e mezza, e poi hanno lo spazio per scrivania e armadio con le 2 finestre sempre lato est, siamo quindi est sole la mattina di qua. La camera matrimoniale invece è un po' più grande, le camere rimangono, per cui letto, comodini, cassettiera, armadio, rimane tutto, e invece qua siamo sull'altro lato della palazzina. Ultimo ambiente che vediamo invece il bagno, con porta scorrevole che non vi occupa spazio, e anche questo è stato completamente ristrutturato, doccia, attacco per la lavatrice in fondo, sanitari e mobile lavandino con il suo specchio. Anche qui il bagno rimane completo insomma di sanitari e mobile con il lavandino.
Quindi in pratica basta aggiungere un divano e tavolo e sedie e siete a posto. Riassumendo, ci troviamo agli Etoli di Campolongo Maggiore, vi proponiamo in vendita un appartamento ristrutturato nel 2023, rimane già parzialmente arredato, per cui sareste già quasi pronti per entrare, 2 camere da letto, soggiorno con angolo cottura, bagno e poi fuori abbiamo il garage e un piccolo orto. Il prezzo richiesto è di 132.000 euro, per maggiori informazioni non esitate a contattarci.